Buongiorno amici, bentrovati. Oggi per la rubrica Siciliano Doc parliamo della festa di Santa Lucia. Quale mistero avvolge la vita della santa e quali le tradizioni che ad essa fanno riferimento? Si deve proprio a Santa Lucia la famosa frase «Non c'è peccato senza la volontà di peccare». Ascoltiamo da un sacerdote, da Don Nicola Rack, chi era Lucia. Lucia è una santa della città di Siracusa, molto venerata in quella città ed è anche la patrona. E Lucia venne martirizzata nel 304 d.C. sotto l'imperatore Diocleziano. Per essere stata martirizzata è perché ha rinunciato al matrimonio con un giovane della nobiltà della città di Siracusa, il quale la accusò di essere cristiana, ed essendo nel tempo delle persecuzioni cristiane, Lucia è stata martirizzata. Lucia, il nome deriva dal latino lux lucis, che significa luce, e certamente per questo motivo etimologico è molto venerata da quanti hanno problemi di difficoltà per la vista, ed è molto sentita la devozione, per questo viene invocata. Partiamo dall'inizio. Lucia, nel corso della malattia della madre, invoca l'aiuto di un'altra santa siciliana. Si reca infatti in pellegrinaggio con la madre davanti la tomba di Sant'Agata. Mentre Lucia in preghiera si addormenta, a questo punto gli appare in sogno Sant'Agata e gli sussurra: «Perché chiedi a me ciò che tu stessa puoi compiere?» La mamma guarì dalla malattia e Lucia ripose la sua vita nelle mani di Dio. Rifiutò il matrimonio con un uomo della corte imperiale e fu invitata a rinnegare la fede cristiana. Lei non cedette e fu condannata a morte. Allora alcuni soldati cercarono di accompagnarla nelle carceri, ma il suo corpo diventò talmente pesante che tanti uomini non seppero farcela. Pensarono dunque di bruciarla viva, ma il suo corpo, tra le fiamme, non si alterò. A questo punto la decapitarono. Da allora Lucia è diventata Santa Lucia, molto venerata a Siracusa, ma in tutta la Sicilia. A Santa Lucia viene dato il merito della fine di una carestia che si abbatté in Sicilia e a Siracusa. Improvvisamente una nave attraccò con dei contenitori strapieni di spicchi di grano. Non ci fu neanche il tempo di impastarlo e il grano si consumò bollito nell'acqua. Ecco perché a Santa Lucia si mangia la cuccia. Anche a Trapani la santa è molto venerata e il giorno di Santa Lucia, come tradizione impone, si consuma la cuccia, le arancine e il riso. Che si fa la cuccia e gli arancine, è tutto a posto. È la festa di Santa Lucia, non si mangia il pane, mangiano solo il riso e la cuccia. Mia nonna faceva la cucina e con latte, con vino cotto, si già giusto. Poi c'era la tradizione che si diceva: su siti mi che taglio, a domani mi cucina, sono venerata a mia, a pigliata mi scattia. Per Santa Lucia c'è sempre stata la tradizione di mangiare la cuccia. Questa è una tradizione che mi riporta indietro quando ero ragazzino e vedevo mia nonna cucinare appunto questo grano tenuto prima in ammollo e poi cucinato per tanto tempo e possibilmente condito solamente con una buccia di arance. Per quanto riguarda l'arancina, sicuramente l'unico modo per poterla chiamare è proprio con la A finale, arancina. La venerazione di Santa Lucia credo che nel nostro territorio sia da sempre stata molto sentita e io ho dei bellissimi ricordi di quando ero bambino, di una zia di papà che per me è stata come una nonna, che
con tutto che la sua età era avanzata, nel giorno della festa di Santa Lucia ci si recava alla chiesa dell'Epifania, dove veniva venerata la stessa santa. E questa è una cosa che mi è sempre rimasta legata alla mente, perché in qualità di devota a Santa Lucia, per vari motivi, il fatto che io sin da bambino ho portato gli occhiali, quindi si dice che lei sia la protettrice dei non vedenti, e allora questo è il legame che io ricordo con grande affetto. Molti anni fa la statua di Santa Lucia veniva esposta nella chiesa dei Cappuccini, oggi, ahimè, in totale abbandono. Mi trovo davanti alla chiesa dei Cappuccini in totale stato di abbandono. In questa chiesa tantissimi anni fa si venerava Santa Lucia. I trapanesi erano molto legati a questo luogo, dove appunto la santa il giorno 13 dicembre veniva come dire, esposta davanti all'altare e venerata da tutti i fedeli. Ci dispiace constatare come una chiesa così molto antica stia davvero cadendo a pezzi. Attualmente si venera presso la chiesa di San Francesco nel pieno centro storico di Trapani, la zona marinara della città. La sera del 13 dicembre la chiesa è stracolma di fedeli, tutti a venerare Santa Lucia. Domani sera, 13 dicembre 2018, a partire dalle ore 19:30, in piazza Purgatorio, nel pieno centro storico di Trapani, prenderà vita una manifestazione dal titolo Santa Lucia, nel nome della tradizione. Sentiamo di che cosa si tratta. Come sempre con questo gruppo di amici della Strada della Passione, imperterriti non ci fermiamo per far sì che questo territorio possa essere promosso in tutte quelle che sono le iniziative socioculturali o comunque che possono garantire una continuità in questo territorio. Allora abbiamo pensato bene di organizzare in occasione della festa di Santa Lucia a Piazza Purgatorio questo evento, che sarà proiettato appunto nella come posso dire, degustazione di cuccia gratuita grazie ad alcuni ristoratori trapanesi. Ci saranno dei momenti musicali del coro Trapani Mia, delle poesie di alcuni amici poeti che faranno, insomma, interverranno a questa manifestazione, e manderemo in proiezione continua la storia e il racconto appunto di Santa Lucia. Per Santa Lucia mangiamo una cuccia.